Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Tentata concussione, indagato il direttore generale di ENAC. Per la procura di Agrigento avrebbe fatto pressioni sui vertici dello scalo di Lampedusa per dare in subconcessione la gestione del deposito di carburante dell'aeroporto. Renato Schifani, ricandidato presidente della Regione nel 2027. Lo ha incoronato oggi a Palermo il vice premier Antonio Tajani nell'ambito della convention di Forza Italia. Martina Patti era consapevole di uccidere la piccola Elena. Depositate le motivazioni della Corte d'Assise di Catania, che ha condannato la donna a 30 anni per l'omicidio della figlioletta di 5 anni. Fermato un uomo per il tentato omicidio di qualche giorno fa a Catania nel rione di San Giovanni Galermo. La convalida attesa nei prossimi giorni. Povertà in crescita a Catania, dove sempre più famiglie si rivolgono alle parrocchie per ricevere sostegno, non solo alimenti ma anche aiuti per pagare le utenze domestiche. A Messina ottobre da record per il turismo crocieristico. Intanto l'autorità di sistema sta progettando il recupero dell'affaccio a mare. E poi il calcio, il Palermo torna a vincere al Barbera 2-0 alla Reggiana con i gol di Gomez ed Henry. Pareggio beffa 2-2 del Trapani a Monopoli. Domani tocca al Catania che al Massimino ospita il Latina e al Messina atteso dalla trasferta di Avellino. Bentrovati, inchiesta sull'aeroporto di Lampedusa, avviso di conclusione indagine per 7 dei 12 indagati, tra cui il direttore generale dell'ENAC Alessio 40. Laura Spanò. Notificato l'avviso di conclusione indagine emesso dalla Procura di Agrigento nei confronti del direttore generale dell'ENAC Alessio 40 nell'ambito dell'inchiesta sulla tentata concussione sullo scalo aeroportuale di Lampedusa, atto che prelude la richiesta di rinvio a giudizio. Sono 12 gli indagati a vario titolo nel procedimento che tratta anche presunte pressioni nei confronti di Gaetano Tafuri e Giovanni Amico, allora rispettivamente presidente e direttore dello scalo, per dare indebitamente in subconcessione a Giacomo Cusumano la gestione del deposito di carburante nello scalo di Lampedusa. Parti offese sono Tafuri, Amico, Astero Servizi, la Regione Siciliana e il MIT. L'avviso porta la firma del procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo e del sostituto Rita Barbieri e ipotizza il reato di tentata concussione, oltre che per 40 per altri 7 indagati tra dirigenti nazionali e locali dell'ENAC: Fabio Marchiandi, Marco Di Giugno, Arianna Ciani, Gabriele Squillaci, Antonino Buttafuoco, Pietro Bonfiglio e Gaetano Palmeri. Secondo l'accusa, con minacce ponevano in essere atti idonei per costringere Tafuri e Amico a dare indebitamente in concessione a Giacomo Cusumano la gestione del deposito di carburante sito all'interno dell'aeroporto di Lampedusa sull'area demaniale già arbitrariamente occupata da società tutte riconducibili a Cusumano, tra i destinatari dell'avviso di conclusione indagine. Il deposito nel tempo avrebbe raggiunto l'estensione di circa 2010 metri quadrati, ma contesta la Procura sulla base di provvedimenti di concessione e proroga illegittimi rilasciati dall'ENAC dal 6 febbraio 2004 al 14 febbraio 2019. Lo Stato Maggiore di Forza Italia a Palermo per saldare il rapporto con l'elettorato siciliano che alle europei ha tributato il 23%. E sul tavolo subito arriva la questione ricandidatura del presidente della Regione Renato Schifani. Maglio viola. Nel 2027 sarà ancora Renato Schifani il candidato presidente della regione. Lo ha incoronato oggi a Palermo il segretario nazionale Antonio Tajani, sollecitato dai giornalisti sulle vicende interne al partito. Un passaggio non previsto nell'ambito della convention azzurra, forse la più grande dell'era post-berlusconiana. È molto presto, il presidente Schifani ha tante cose da fare, no? Però è ovvio che Schifani sarà il nostro candidato, sarà riconfermato, ha fatto benissimo il presidente, non vedo perché non dovrebbe essere.
Più prudente su questo tema il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, per il quale ci sono ancora tante cose a cui pensare prima di parlare nel 2027. Voi pensate come tutti al 27, io vorrei pensare alla finanziaria del 2024, quindi questo dibattito non mi appassiona, dopodiché Schifani sta lavorando e noi dobbiamo fare in modo che lavori bene. Una incoronazione alla quale però Schifani ancora oggi non pensa neanche lui. Mancano poco meno di 3 anni e ci sono tante cose da fare anche per il presidente della regione. Per ora desidero lavorare molto per i siciliani, risolvere i problemi dei termovalorizzatori, della siccità, dell'aiuto alle famiglie, alla povertà. Per ora sono concentrato su questo. Ma il governatore guarda a Forza Italia al 23% in Sicilia, al modello di aggregazione che è stato messo in campo e alla crescita che si legge anche in tutti i sondaggi previsionali per gli azzurri. Guarda poi alla crescita della Sicilia come regione e ci tiene a sottolineare alcuni dati con un accenno di polemica nei confronti della stampa. Prima ancora della sessione bilancio contiamo di portare a casa un corposo assestamento di bilancio derivante da risorse maggiori che abbiamo recuperato in parte perché impegnate e non spese e in parte perché derivanti da maggiori introiti fiscali, contrariamente a ciò che alcuni giornali oggi pubblicano in maniera surrettizia, perché spesso mi rendo conto che la notizia allarmistica fa vendere più copie. Infine, parlando proprio di polemica, alla convention di Forza Italia non ci sono gli alleati, ma fonti azzurre precisano che è un evento interno e non sono stati fatti inviti, con una sola eccezione, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che si è visto velocemente salutare sia Tajani che Schifani. Martina Patti era consapevole di uccidere, depositate le motivazioni della Corte d'Assise di Catania che ha condannato a 30 anni la giovane mamma che a Mascalucia nel 2022 ha ucciso in modo efferato la piccola Elena del Pozzo di appena 5 anni. Orazio Longo. La bambina era diventata una figura ingombrante. Frasi da brivido quelle che emergono dalle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Catania che ha condannato a 30 anni Martina Patti, la giovane mamma rea confessa che ha ucciso la sua figlioletta Elena del Pozzo di 5 anni con 16 coltellate il 13 giugno del 2022 a Mascalucia. Questo scrivono i giudici in merito a quelle che possono essere considerate le ingiustificabili ragioni del folle gesto. La bambina era, si legge nelle 107 pagine della motivazione, riportate in stralcio dal quotidiano La Sicilia, alla vista della Patti, da un lato come destinata col tempo ad avere una stabile presenza di un'altra figura femminile, la compagna del papà ed ex compagno, che l'avrebbe potuta offuscare, dall'altro si era dimostrata in qualche modo d'impaccio perché una relazione, quella con il nuovo fidanzato, assumesse un carattere di stabilità e profondità. Sarebbe quindi questo il complesso di fatti e di circostanze che hanno fatto da sfondo al brutale omicidio, non un movente vero e proprio. Una ricostruzione che fa ancora più male se si tiene conto delle immagini del circuito di videosorveglianza dell'asilo, che mostrano la bambina correre incontro felice alla mamma poche ore prima dell'omicidio. L'ultima volta per la piccola Elena, che non fu mai rapita da estranei così come la madre voleva far credere all'inizio, ma fu uccisa e abbandonata in un campo vicino casa, luogo del ritrovamento, nascosta semisotterrata in 5 sacchi di plastica nera. Nessun dato probatorio conferma la tesi della Patti relativa ad avere maturato l'idea di un omicidio-suicidio, scrive ancora la Corte d'Assise, che aggiunge che quanto successo descrive un voto morale da condannare senza tentennamenti. I giudici reputano concedibili le attenuanti generiche, la difesa ricorrerà in appello. Fermato un sospettato per il tentato omicidio di qualche giorno fa a Catania nel rione di San Giovanni Galermo. Marco Carli. Un fermo per il tentato omicidio di via Balatelle a San Giovanni Galermo a Catania. Si attende la convalida che arriverà nelle prossime ore. Il lavoro della squadra mobile, sotto il coordinamento della Procura etnea, ha portato però ad individuare il probabile responsabile che ha esploso il colpo con un fucile da caccia caricato a pallini e che ha ferito un 53enne ad un braccio. L'uomo, che è stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Catania, stava percorrendo in auto la via Balatelle nel rione di San Giovanni Galermo. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per estrarre alcuni frammenti che si sono conficcati in diverse parti del corpo. Il movente sembra riconducibile a motivi personali. I fatti: il 53enne era all'interno di una 500 nera ed è stato raggiunto dal colpo che lo ha ferito al braccio ma anche al torace. Sul posto sono intervenute le volanti della questura che hanno trovato la porta del passeggero aperta e evidenti tracce di sangue. Soccorso dall'ambulanza e trasportato al Policlinico, i sanitari gli hanno riscontrato anche una ferita alla testa. Proprio in ospedale il 53enne è stato raggiunto dai poliziotti che sono riusciti ad avere da lui alcune dichiarazioni. È cominciata così la caccia al sospettato, che è stato fermato in attesa appunto della convalida.
Grave incidente questa mattina a Giarre, un pedone di 78 anni è stato travolto e ucciso mentre attraversava Corso Europa da una Panda guidata da un 82enne. Inutili soccorsi, la vittima è stata sbalzata sul selciato ed è morta pochi minuti dopo. Crescono i poveri a Catania e le famiglie che si rivolgono alle parrocchie e alla Caritas per ricevere aiuto. Chiedono alimenti ma anche un aiuto per pagare le utenze. Adelaide Barbagallo. Famiglie con bambini, disoccupati e italiani, ecco il volto dei poveri aiutati dalle parrocchie a Catania. Essenziali punti di riferimento nel territorio e che ben conoscono le esigenze di chi bussa alla loro porta. 41 quelle che hanno fornito i loro dati alla Caritas diocesana. Degli oltre 8.500 assistiti, il 95% ha chiesto alimenti, il 40% un aiuto per pagare bollette e c'è una disperata ricerca di lavoro. Il lavoro che manca diventa un problema anche perché non è solo per una questione legata chiaramente al fabbisogno quotidiano, ma perché l'uomo che vive questo disagio si percepisce, tende giorno dopo giorno a percepirsi sempre più inutile. Beni di prima necessità continuano ad essere la prima richiesta, ma attenzione, per beni di prima necessità non sono da considerarsi solo i beni alimentari, ma anche quelli medicali tante volte, quindi assistenza sanitaria. I dati mettono in risalto anche un altro tipo di povertà da non sottovalutare. La povertà della solitudine, e quindi c'è un bisogno ardente di relazioni significative. La povertà a Catania, come nelle altre città dell'isola, è ormai strutturale. Le parrocchie e la Caritas, con tutti i suoi servizi, nell'ultimo anno 356.000, riescono a dare risposte, ma servono politiche di inserimento. Occorre andare oltre l'impegno caritativo, sostiene l'arcivescovo Luigi Renna. I meccanismi dell'economia non riescono ad essere pienamente orientati all'inclusione e solo la politica può mettere argine a una logica di mero profitto. A Messina boom del turismo croceristico con numeri altissimi ad ottobre, una fase di crescita, quella dello scalo dello stretto, destinata ad aumentare ancora e l'autorità di sistema sta progettando il recupero dell'affaccio a mare. Francesco Triolo. Numeri in crescita e destinati ancora a salire, quelli del porto di Messina. Ottobre e novembre sono infatti i mesi in cui sono previsti più scali di navi da crociera nell'arco di tutto il 2024, ma già il bilancio che ha tracciato l'autorità di sistema portuale dello stretto va oltre il previsto. Da aprile ad oggi sono sbarcati in città oltre 630.000 croceristi. Ottobre è stato il mese, insieme ad agosto, in cui si è registrato il numero più alto di viaggiatori arrivati in porto. Solo nella giornata di ieri erano 2 le navi ormeggiate, con quasi 7.500 turisti che hanno visitato la città. Oggi arriverà un'altra nave, domani altre 2, in totale altri 3.406 passeggeri, poi martedì tornerà l'ammiraglia della MSC, la World Europa, con a bordo 6.762 persone. I 2 mesi di fine estate e autunno, settembre e ottobre, richiamano insieme una massa importante di croceristi che tocca quota 190.000 presenze, a conferma che proprio questo periodo per Messina è uno dei più redditizi, visto anche il perdurante clima estivo, a differenza di quanto accade in altre mete turistiche. Poi a novembre se ne dovrebbero aggiungere altri 25.000, oltrepassando dunque la soglia dei 650.000 croceristi, un flusso impressionante di turisti anche fuori la classica stagione estiva. E a proposito di crocerismo, nei prossimi giorni l'autorità di sistema aprirà un confronto con la città, presentando ufficialmente gli esiti del concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell'area marittima. L'obiettivo è ridare alla città il suo affaccio a mare. Infortuni mortali sul lavoro, una piaga che non risparmia nessuno. In Sicilia si registra un più 22% rispetto allo scorso anno. Emerge il problema degli infortuni plurimi e di una formazione troppo burocratica. Orazio Longo. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Bologna, che ha contato 2 morti e 11 feriti nello stabilimento Toyota colpito da una esplosione mercoledì scorso. Ma da nord a sud il quadro degli infortuni mortali sul lavoro è desolante. Secondo i dati INAIL in Sicilia sono stati 54 nei primi 8 mesi dell'anno, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 42. Più 19% anche sul dato nazionale, che conta il 3,2 di aumento. Ad illustrare i numeri il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, Antonio Leonardi,
in occasione della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Delle malattie professionali non è ancora risolto e soprattutto ancora grave il problema degli infortuni plurimi su cui dobbiamo lavorare in maniera significativa. Leonardi punta il dito anche sulla formazione troppo spesso legata agli attestati che evitano le sanzioni degli organi di vigilanza. Ma dietro quegli attestati spesso non c'è poi il cambiamento dei processi e dei comportamenti, cioè dobbiamo cambiare, passare da una formazione burocratico-cartacea a una formazione efficace, cioè una formazione che possa incidere significativamente sui comportamenti e sulle procedure, altrimenti la formazione così com'è non riuscirà ad abbattere il muro degli infortuni e delle malattie professionali. E per avere una formazione efficace uno degli strumenti è sicuramente quello di partire dai banchi di scuola. Ed è lì, tra i banchi dell'Istituto Vaccarini di Catania, che si è svolto l'incontro con oltre 200 partecipanti fra dirigenti scolastici, docenti e studenti. La necessità di una consapevolezza diversa del rischio e del diritto alla vita. Realizzati pacchetti multimediali dedicati agli studenti, per i quali è stato lanciato anche un concorso che premierà i migliori elaborati sui temi della prevenzione e della sicurezza. E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Dopo quasi 8 mesi il Palermo torna a vincere al Barbera 2-0 alla Reggiana con i gol di Gomez ed Henry. Rosanero adesso quinti. Marco Gullà. Incantesimo spezzato, il Palermo torna a vincere al Barbera e lo fa al termine di una prova decisamente convincente. 2-0 alla Reggiana e 3 punti che permettono ai rosanero di arrivare al quinto posto in classifica. Le firme del ritorno alla vittoria in casa sono francesi, Gomez prima ed Henry dopo, entrambe nel primo tempo. Ma al contrario di quanto successo a Modena, il Palermo questa volta nella ripresa ha anestetizzato i ritmi, permettendo poco agli avversari e mantenendo quindi il doppio vantaggio. Se sarà la vittoria della cosiddetta svolta è ancora presto per dirlo, ma il successo contro la Reggiana permette intanto ai rosanero di tornare a gioire tra le mura amiche dopo quasi 8 mesi. Brunori è out per infortunio, c'è Henry, la Reggiana fa subito paura, palla sull'esterno. Al 15° il gol del Palermo, Di Francesco prova a sfondare, palla che finisce sui piedi di Gomez che trova l'angolo, bel gol, è 1-0 per i rosanero. Il Palermo gioca bene, la Reggiana è disorientata. Al 26° c'è anche il 2-0, Insigne colpisce la traversa con un tiro di sinistro dal limite. Henry è più lesto di tutti sulla palla vagante e insacca col destro a porta vuota. Pubblico soddisfatto, la formazione di Dionisi corre, gioca bene e sfiora anche il terzo gol. Ripresa, stesso copione di Modena, all'inizio sembra proprio di sì, la difesa rosanero si addormenta e Vido va ad un passo dalla rete del 2-1, Gomez salva sulla linea come se fosse un altro gol per lui. Il Palermo rischia, però poi torna a stabilizzarsi e complici i cambi riesce a tenere a distanza la Reggiana. Leduaron sfiora anche il terzo gol. Non accade più nulla nei minuti finali, finisce 2-0 per il Palermo, una vittoria pesante che ridà entusiasmo e fiducia. Pari beffa per il Trapani a Monopoli, avanti di 2 gol fino al 90°. I Granata hanno subito la rimonta dei pugliesi nei minuti di recupero. Franco Camarasana. Autentico suicidio Granata in quel di Monopoli, col Trapani che regala 2 punti ai pugliesi al termine di una partita che la squadra di Aronica al 90° conduceva per 2-0. Finisce 2-2 con 2 reti dei pugliesi realizzate nei minuti di recupero. E dire che dal 37° del primo tempo il Trapani ha giocato in superiorità numerica e sembrava avere in pugno una partita di vitale importanza per la classifica. Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, il Trapani ha preso le misure agli avversari, si è reso pericoloso con Bifulco e Benedetti e al 37° si portava in vantaggio su un calcio di rigore trasformato da Facundo Lescano per un fallo in aria sullo stesso Lescano da parte di Cristallo. Nella ripresa al 59°, altra occasione per i Granata, ma Lescano si faceva respingere la conclusione da Vitale. Al 74° comunque ci pensava King Udo a confezionare il raddoppio Granata, spingendo la palla in rete su una precedente respinta di Vitale. Partita chiusa? Niente affatto, perché dalla girandola delle sostituzioni a giovarsene era soprattutto il Monopoli con Federico Vasquez, subentrato a Grandolfo. L'attaccante argentino al 91° riapriva la gara sugli sviluppi di un calcio di punizione e al 97° realizzava la rete del pareggio su un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo in area su Iteritti.
autentica frittata per la quale il Trapani ha di che rimproverarsi. Il Catania al Massimino con il Latina una grande occasione per cercare ancora i 3 punti e continuare il cammino nel campionato di C. Oggi l'allenatore toscano ha presentato la sfida. Marco Carli. Si riparte dalla rimonta di Foggia con quel gol segnato da Di Gennaro che ha cambiato la partita e ha dato al Catania, reduce da un filotto di 5 risultati utili consecutivi, ulteriore convinzione in vista del prosieguo del campionato. Al Massimino arriva il Latina che invece è reduce da 4 sconfitte consecutive e ha assegnato a Boscaglia la panchina solo nella giornata di venerdì. Ma il Catania, che in settimana ha anche esaminato il primo tempo di Foggia non positivo come la ripresa che ha condotto alla rimonta, sa che non deve sottovalutare nessuno. Non dobbiamo guardare la classifica, perché in Latina se tu guardi l'organico e guardi i singoli calciatori non rispecchia la classifica l'organico che hanno, quindi antenne alzate, massima concentrazione. Qua in inglese D'Andrea si giocano una maglia dall'inizio, il tecnico deve anche dosare le forze dei suoi in vista dei 3 impegni ravvicinati fra Latina, Turris e Messina, ma dice che le scelte non dipenderanno da questo. Sono scelte per questa partita, non per il turno infrasettimanale o per le 3 partite una settimana. Un'altra qualità che ho visto a Foggia, che nelle altre partite magari l'ho visto di meno, la lucidità. Un'altra squadra sotto di 2 gol, dopo il rigore sbagliato, l'azione, il colpo di testa di D'Andrea sbagliato, gli ultimi 10 minuti incomincia a buttare la palla, cerca la fortuna, una spizzata, un rimpallo, invece ha continuato a giocare con tranquillità, con qualità. Catania Latina come sempre sarà seguita in diretta da Telecolor, 3 ore live che si chiuderanno con le interviste in anteprima ai protagonisti. Durante il match interventi dallo stadio e commenti da studio con la possibilità per i tifosi di interagire da casa con la trasmissione. E domani trasferta complicata per il Messina sul campo dell'Avellino, giallorossi reduci da 3 pareggi consecutivi. E vi ricordo che alle 3 di questa notte torna l'ora solare, lancetta indietro di 1 ora, regalandoci 60 minuti extra di sonno. Con il cambio le giornate si accorceranno e farà buio prima. Potremmo però godere di 1 ora in più di luce naturale al mattino. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.